Spesso assembrati e senza mascherine, i giovani sono gli osservati speciali dell'estate post-Covid, ma le risse e gli episodi di vandalismo di inizio luglio a Santa Margherita Ligure hanno fatto emergere una realtà più ampia. Da quanto mi dicono le forze dell'ordine, si tratta di un fenomeno generalizzato, questa abitudine della vacanza dei ragazzini in autonomia, senza il controllo dei genitori o dei nonni. Io personalmente ho anche partecipato a vari accertamenti che sono stati fatti dalla polizia locale e dalle forze dell'ordine e ci si rende conto veramente di un problema che non è così direttamente percepibile nella nostra vita ordinaria. Le forze dell'ordine confermano i ragazzi e i ragazzini bevono e bevono troppo. Ci fa riflettere un po' sui giovani di oggi che vediamo appunto arrivati in massa, spesso l'impressione, almeno è questa, un po' abbandonati a loro stessi, dove certamente la riflessione che io faccio è appunto noi adulti dove siamo e noi adulti che cosa proponiamo a loro. Il sindaco ha firmato 2 ordinanze, una che impedisce agli esercizi pubblici di servire bevande da sport dalle 20 alle 7, la seconda con l'obbligo di chiudere fra le 3 e le 6. La prefettura di Genova ha autorizzato servizi straordinari di controllo del territorio da parte di carabinieri, polizia e guardia di finanza in collaborazione con la polizia locale. Noi ci siamo organizzati lavorando mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica sera, un po' meno domenica sera, per controllare sia abuso d'alcol e comunque controllare quelli che sono assembramenti o situazioni in prossimità dei locali o anche lungo i giardini. La polizia locale è quasi sempre impegnata con 1-2 pattuglie con la ricerca soprattutto della prevenzione. I ragazzini che arrivano e vengono fermati in stazione a volte hanno con sé dei sacchetti pieni di superalcolici. E di fronte alla forza dell'ordine che gli intima di rilasciare la bottiglia dicono datemi il tempo di bermela tutta. Abbiamo fatto delle ordinanze sindacali su questo e le abbiamo anche modificate nel corso del tempo per ad esempio obbligare a svuotare immediatamente la bottiglia per non avere la sanzione in maniera da impedire che uno se la bevesse. Sono situazioni che se uno non le vive in prima persona probabilmente non sono facilmente immaginabili. Sono fenomeni sui quali però vogliamo avere un atteggiamento molto chiaro, molto netto.